La cosa bella del mio lavoro è quando uno mi chiede: ma che lavoro fai? Io ho sempre un po' di titubanza a dirlo, perché quando spiego io lavoro un foglio di legno massiccio, io vedo nell'altra persona il vuoto, quindi allora tantissime volte dico: va bene, faccio il falegname. Io sono Stefano Stecca, sono un artigiano di Castelfranco, la mia azienda è qui a Castelfranco. Noi cosa facciamo? Noi facciamo l'impiallacciatura delle porte dell'arredamento, un lavoro molto particolare, non se ne trova molto in giro. Noi lavoriamo questo foglio sottile di legno che viene poi applicato in arredamento o in serramenti. La mia azienda è nata nel 2001. Come tutti gli artigiani, prima abbiamo fatto una gavetta da un'altra azienda, in un'altra azienda, sempre qui del posto. Dopo 10 anni di gavetta, come tutti, abbiamo cercato di metterci in proprio, aprire la partita IVA, la famosa partita IVA veneta. È stato per me una scelta positiva, perché il mio lavoro piace tantissimo. E ho cercato anche di portare delle novità per quanto riguarda il nostro settore. Nel 2017 c'è stata una divisione, che eravamo partiti con 2 soci, nel 2017 sono rimasto io. Abbiamo cercato anche qui di fare innovazione, abbiamo cercato anche di poter recuperare il nostro materiale, che a noi piace tantissimo e lo amiamo, e abbiamo fatto anche un brevetto nel 2013 che si chiama Caudex. L'azienda, non so se l'ho detta, è la DS Wood. La DS Wood, come ho detto, lavora il legno, lavora un legno molto particolare, è una pellicola di legno pregiato. Il legno non è sempre facilissimo a trovare, adesso un po' con gli anni e con l'esperienza abbiamo dei magazzini che ormai ci conoscono e conoscono anche la nostra esigenza. La DS Wood è artigiana. Noi siamo in 4 ragazze più io. È un lavoro puro artigiano, perché noi facciamo mobili sempre su misura, quindi ci vuole tatto, ci vuole passione, ci vuole anche la capacità di capire per sfruttare questo legno, perché è un legno, è un materiale molto, molto importante. Nel mio lavoro non ci sono tantissimi artigiani che lo fanno. Io li chiamo, più che competitor, li chiamo colleghi, perché siamo talmente pochi che è meglio metterci insieme che farci la guerra, che non ha senso. Noi lavorando con artigiani e non lavoriamo con le grandi catene, lavoriamo sempre in maniera di condividere cosa fare, come andare meglio e come sfruttare il legno, perché è questo quello che chiede i nostri clienti. Cos'è il tranciato? Il tranciato è quel foglio di legno nobile che ha sostituito nel tempo il legno massiccio. Non si poteva fare tutto con il legno massiccio, anche perché ci sarebbe stato uno spreco di legno enorme. È nato questo foglio fino che è di puro legno, ok? Quindi si parla di legno vergine, ok? Si possono lavorare tantissimi legni in questa maniera e sfruttarlo il più possibile, perché in un tronco, pensate che un tronco viene tagliato in fettine piccolissime, finissime, da 0,5 mm. Quindi si parla di un foglio finissimo, quindi si devono avere delle macchine adatte e si deve avere anche delle persone. La DS Wood è nata nel 2001 e quando siamo partiti ovviamente avevamo bisogno di qualcuno che ci seguisse negli stipendi, nelle paghe, nella sicurezza, e noi abbiamo incontrato la CNA di Castelfranco, dove posso dire che sono anche consigliere. Per noi artigiani, secondo me, la CNA è molto importante, perché noi non abbiamo tutto questo tempo per seguire tutta la burocrazia che c'è, e la CNA ci aiuta tantissimo, ci avvisa quando dobbiamo fare i nostri corsi di sicurezza, tutte le burocrazie che servono in un'azienda. La CNA è molto importante per noi, soprattutto quando ci sono le riunioni di consiglio, le riunioni che ci troviamo, perché ci troviamo assieme ad altri artigiani. E cosa si fa la sera quando si parla in questi consigli? Si parla delle problematiche che c'è, ci confrontiamo, ed essere un gruppo è sempre una cosa importante per la condivisione delle cose belle e delle cose brutte.